che il Santo Padre ha nominato Monsignor Michele Tommasi del clero di Bolzano Bressanone vicario episcopale per il clero, nuovo vescovo di Treviso. Questo è l'annuncio ufficiale del successore di Monsignor Gardin alla guida della diocesi di Treviso. Ieri di fatto la notizia era già pubblica a Bolzano, anche se già dal 2 luglio la comunicazione era arrivata dal Vaticano. Una nomina fuori dagli schemi della diocesi per il rettore del seminario vescovile di Bolzano Bressanone. Quindi non un monsignore, ma un sacerdote che prima sarà nominato vescovo direttamente da Papa Francesco. Ma chi è Michele Tommasi? L'ha descritto ai vertici della diocesi riuniti nell'episcopio di Piazza Duomo lo stesso Monsignor Gardin. È nato a Bolzano il 9 luglio del 1965, il che significa che martedì compirà 54 anni. A Milano, l'Università Bocconi, e si è laureato in discipline economiche. Faccio presente che è figlio di madre tedesca e di padre italiano e quindi è perfettamente bilingue. Bilingue e laurea in economia, in molti vedono le indicazioni di Papa Francesco per un dialogo ad armi pari con l'imprenditoria del Nord-Est. Non a caso alcune sue pubblicazioni trattano di fede e lavoro. All'annuncio del vescovo è seguita la lettera di saluto che il successore di Monsignor Gardin ha indirizzato a tutta la diocesi. Vivo lo stupore per questo dono inaspettato e la trepidazione per la responsabilità così grande che questo comporta. Per ultimo il vescovo ha indicato i tempi della successione. La sua ordinazione è prevista, ipotizzata, adesso non è definita realisticamente, intorno alla metà di settembre, ma è data da definire. Nel frattempo, pur teoricamente sede vacante, un Monsignor Gardin, evidentemente sollevato, ha confermato che continuerà a guidare la diocesi di Treviso. Come leggere la scelta del Santo Padre? Come un atto di grande attenzione nei confronti di questa diocesi.